Catania Bene Comune è a fianco dei residenti di via Furnari. A che punto è la situazione giudiziaria e qual è il vostro pensiero in merito a questa vicenda? La situazione giudiziaria è questa: c'è stato un primo ricorso al TAR che non è andato a buon fine, ma c'è già presentato un ricorso al CGA per fare in modo che le persone possano continuare a stare in questo immobile, che è un immobile privato, di proprietà privata e non ha nessun interesse pubblico. Quello che noi diciamo oggi è che siamo qui per il diritto alla casa, indipendentemente dal palazzo di via Furnari. Non sta a noi difendere il palazzo e non sta a noi dare pareri sull'agibilità del palazzo, sulla sicurezza del palazzo. Pensiamo che vada in qualche modo seguito un principio in queste città, ovvero che se c'è un'ordinanza di sgombero per delle famiglie per motivi di sicurezza, il Comune deve, prima di presentare questa ordinanza e prima di mandare la diffida ai residenti, deve trovare una soluzione abitativa adeguata. Stiamo parlando di famiglie con minori, stiamo parlando di persone che hanno problemi di salute, stiamo parlando di persone che hanno diritto a una casa. Pensare che queste persone vengano lasciate sotto Natale senza un tetto per volontà del sindaco ci sembra una situazione che non garantisce assolutamente la loro sicurezza. Prima si trovano le case, poi si procede allo sgombero. L'altra cosa che a noi lascia molto perplessi è il fatto che questo sgombero effettivamente non avviene per motivi di sicurezza. Questo palazzo è qui da 50 anni, questo sgombero sembra avvenga perché qua al lato, proprio accanto al palazzo di via Furnari, ci sono dei lavori di ristrutturazione di un'altra palazzina che è stata demolita e ora sta venendo ricostruita, una palazzina di proprietà privata che probabilmente in qualche modo è disturbata da questo palazzo di via Furnari. Per interessi privati il Comune si mette in mezzo e chiede uno sgombero. È una situazione assolutamente inaccettabile, ma ribadiamo, il problema non è via Furnari 31, il problema sono le 17 famiglie che hanno diritto a un alloggio gratuito a tempo indeterminato perché sono anche famiglie in grave indigenza.